No, I'm not a writer. C'è tanto sali e scendi in Francia, però tieni conto di raramente ho messo la seconda, tipo prima un pochino, ma se no il resto tutta terza e spesso anche quarta. Molto suggestivo, proprio per la diversità dei colori che dico sempre. Bello, veramente bello. Ci sono stati dei punti molto suggestivi, però la strada era anche un po' impegnativa e quindi insomma sì, non proprio difficile, però era meglio avere tutta la concentrazione e le mani alla guida, insomma, ecco. L'Escalion, benvenuto all'Escalion. Mi è venuta spesso l'idea di prendere un furgonato al posto del camper, no? Proprio per i viaggi, insomma, il camper in certe cose, un po' per il discorso, guarda che bello, un po' per il discorso larghezza, poi peso, prestazioni e tutto quanto, veramente viaggiare a volte è un po' critica, no? Cioè ce la fai, però è veramente un bel po' di avventure in più sull'avventura. Solo che io l'80% del tempo in camper ci vivo, no? L'80% è viverci, il 20% è andarci in giro, quindi è chiaro che devo optare su qualcosa 6 metri, 6,50 così, e il mio sogno sarebbe un motorhome tipo l'Itineo FB 6,50, a me quello piace tanto. Devo ancora capire gli interni perché non l'ho visto dal vivo, perché in certe foto, in certi video gli interni fa schifo, in altri sono belli o ne fanno più colorazioni, non usacci. Ricordo una volta in camper le salite le facevo tutte con l'ansia, adesso insomma, ormai ci ho fatto di tutto, quindi insomma sono più che abituato, no? È normalissimo, anche andare via in seconda è normale. E certo, vabbè, meglio sarebbe con la strada asciutta, perché là sai, insomma, mal che vada, metti la prima come quella volta sulla puntina del Pian delle Femmine. Vabbè, oh guarda qua, era una casa tipica, cos'ha? La croce dei Templari anche? No, è un suo stemma. Fantastico, cazzo, veramente fantastico. Ogni tanto anche una wildata ci sta, eh? Ci sono le nuvolone del brutto che se ne stanno andando via, perché poi da domani torna il sole, no? Tutta la settimana. E cacchio se fa freddo, porca troia. Io contavo di scendere dai monti prima di sera e sai, in verità non è difficile, però ecco, mi è andata a remengo anche la telecosa qua, guarda, che è andata a testa in su. Adesso vabbè, lasciala anche lì, va, che sto guidando. Mer, il famoso Le Mer e le montagne e le mer. Pertanto non si può dire che questi sono posti di mer, difatti siamo in montagna. Guarda ragazzo cosa c'è, Le Mer, wow, mi ricorda tantissimo quel bellissimo film romantico Attila il flagello di Dio, fantastico, dove c'era il tipo là e dice Le Mer, gente di mer che se ne ver, dove gli per. E qua io, con la scusa che i campeggi hanno tutti la reception con orario ufficio, io ho trovato sempre chiuso e quindi alla fine ho pagato solo il gasolio per ora di sta vacanza, e per carità è solo lunedì e già siamo quasi arrivati, voglio dire, quindi siamo partiti sabato, no? Anche sul tardi perché ero stanchino, stavo malino, sono andato a mia nonna a dormire, quindi sono partiti al pomeriggio tardi, voglio dire. Park Aurelien, credo, dalla mia ignoranza, c'entri qualcosa con i romani perché c'erano dei resti tipo delle colonne. No, i Bigfoot, guarda che storiazze. Vediamo di fermarsi un attimo. Le Tremont in anteprime sul Chanel Le Pois del Monde, Cioè, secondo me guarda che è detta anche giusta, L'Espoir del Monde, l'Espoir del Monde, che va dove? Va al Mer, in una città di Mer.
Ormai, come si dice da noi, tacca fa scuro, però manca 27 km a Le Mer. Chilometra perché sì, siamo in montagna, quindi sai. Ah, Le Mer, Le Mer. Perdonami camper se ti lascio in campeggio, ma adesso andiamo a Saint-Tropez in bici. Allora, dal campeggio a Saint-Tropez c'è una pista ciclabile, fa freschetto, sono in felpetta, allora qua navigatore anche per andare in bici, anche a massa, più che altro perché mi sono segnato anche dove è il campeggio, dopo non mi perdo. Ecco, sono stato a Mona, qui a destra c'è un parcheggio con 2 camper, mi mettevo ora là in parte a loro e vabbè. O è un'area camper a pagamento, non ho capito. Però, aspetta che giriamo, stiamo andando un po' a mescolarci, invece no, cazzo, era gratuita. Ma vaffanculo, sono stato a spendere 37 euro di campeggio. Ok, trovato chiuso. Volevo andare a vedere che c'era Luna Park. Grazie. Hop. Che bello, le luci, gli yacht da skate, Ecco, qui abbiamo le barche dei poveri, ma i poveri veramente, perché di là ci sono gli iottoni, porca troia. Certo che le miliardarie qua sono vestite come le prostitute di Esolo e forse se crisi porete, crisi anche là, per la periferia. E questo cacchio vende gorilla? Buono. Wow, è la figa che non si monta su, altro che camper, guarda che roba, porca troia. E io che mi sento il più ricco del mondo con il mio camperino a 4.000 euro, porca troia. Cazzo, poveri ovunque qua. Mamma mia, che robe. Oh, qui mega TV al plasma dentro. Porca troia. E qua ancora poveri ma meno. Sai, queste sono proprio... A parte bello, no? Che ti attira, è curioso. Dall'altro ho visto del vuoto in quelle facce di quei ragazzi, le ragazze che andavano in quei locali là, che una bottiglia ti costa come non so quanti dei miei camper. Non lo so, è più probabilmente questo lusso è un po' una specie di consolazione, cioè ripieghi sulla soddisfazione, la soddisfazione materiale, ciò che in realtà non hai, che è la felicità, e c'è questa eterna confusione tra la felicità e la soddisfazione.